La volontà è di ferro. Proprio come del ferro viene definita la cura che si vuole applicare alla mobilità del prossimo futuro, sia in ambito generale che in quello particolare della regione che ci interessa direttamente, la regione dolomitica. La cura del ferro significa la volontà di rilancio del trasporto su rotaia per una nuova rivoluzione pratica e culturale della mobilità, già anticipata in altre zone del nostro continente e che sta dando buoni frutti anche in Alto Adige. Dolomiti, patrimonio UNESCO, splendida area alpina, oggi ammirata in tutto il mondo. Alte e splendide catene montuose che sono però anche ostacoli naturali ai collegamenti. Nell'ultimo secolo sono state paradossalmente le esigenze belliche a dare impulso alla costruzione di strade e ferrovie. L'incremento esponenziale del traffico automobilistico con lo sviluppo economico e le mutate esigenze e stili di vita, salvo qualche eccezione, ha indotto a trascurare progressivamente il trasporto su rotaia, ritenuto evidentemente poco compatibile con le necessità di un territorio demograficamente disarticolato e fisicamente complesso come questo. Territorio complesso e delicato, messo sotto pressione dall'esplosione del turismo di massa con il suo carico di traffico nelle stagioni di punta. Da qualche tempo però pare in atto un cambiamento culturale, una diversa sensibilità che sta portando ad una rivalutazione del treno. Parafrasando il titolo di un famoso film, potremmo dire Ritorno al futuro. Il treno sembra oggi infatti sospeso tra un sapore démodé e un'idea futurista. Una contraddizione, ma di certo, dove questo servizio è stato modernizzato e rilanciato, si assiste ad una positiva risposta da parte del pubblico, un trend in continua crescita. Abbiamo, proprio in Alto Adige, l'esempio collaudato di tratte ferroviarie rinate o rilanciate, studiate anche per l'accesso diretto all'impiantistica dei comprensori turistici. Pensiamo specialmente alla Val Venosta e alla Val Pustaria, dove di anno in anno si riscontra un incremento dei passeggeri. La comodità di portarsi direttamente sulle piste indossando già da casa gli scarponi da sci è sicuramente invitante. E durante la bella stagione i cicloamatori possono contare sull'appoggio del treno per pianificare le proprie uscite. Un servizio ferroviario che funziona davvero è dunque premiato dal pubblico. È certamente un'altra cosa immaginare dei nuovi collegamenti ferroviari attraverso il complesso, intricato e fragile sistema dolomitico. Ma quali straordinarie prospettive potrebbe avere un treno delle Dolomiti per la mobilità locale, ma soprattutto turistica? Prospettive che hanno fatto incontrare la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano per affrontare insieme una sfida quasi epocale e un po' sorprendente considerato il momento economico generale. La cura del ferro tra le montagne più belle del mondo potrebbe favorire uno straordinario richiamo dal nord Europa e da ovest, in particolare dalla Svizzera.
in connessione a sud con il Mediterraneo, ed un'altra meraviglia del mondo, Venezia. Discussioni e contrasti non sono certo mancati negli ultimi decenni su ipotesi possibili e impossibili per realizzare collegamenti più funzionali in seno alla regione dolomitica, ma sulla prospettiva della ferrovia sembrano oggi tutti d'accordo. Un accordo ufficialmente sancito il 13 febbraio 2016 a Cortina d'Ampezzo, con la stipula del protocollo d'intesa fra promotori e autorità del momento. Abbiamo una grande opportunità, penso che molti cittadini si chiedono ma ha senso farlo, ma ha senso fare questi investimenti. Scegliere il treno significa anche non scegliere il treno che noi oggi immaginiamo e conosciamo, significa scegliere un treno che fra una decina d'anni sarà un treno molto più tecnologico, molto meno analogico e più digitale, sarà un treno che si avvarrà delle nuove tecnologie, sarà un treno che sarà molto più competitivo rispetto ad esempio al trasporto su gomma, sarà un treno che avrà dei parcheggi scambiatori, sarà un treno che ci permetterà di salire con le biciclette, sarà un treno che ci collegherà alla mente d'Europa, potrà andare a Lienz o in Svizzera, visto e considerato che la provincia autonoma di Bolzano vuole realizzare il collegamento su Svizzera. Servirà a valorizzare il patrimonio UNESCO, a renderlo più raggiungibile, ma soprattutto anche per collegare i territori, per dare anche una spinta allo sviluppo economico anche in altri settori, non solo in quello turistico. Noi stiamo investendo molto sulla ferrovia, sul ferro in genere, non soltanto per quanto riguarda i collegamenti internazionali, c'è il progetto ovviamente della Galleria del Brennero di base che collega Helsinki alla Valletta, un progetto europeo dove ormai stanno già lavorando alla costruzione della Galleria del Brennero, però abbiamo avviato anche adesso il processo per i progetti delle gallerie di allacciamento a valle, c'è in Valisarco e anche la circonvallazione di Bolzano e in Bassa Atesina, però oltre a questo ci sono anche i collegamenti regionali. Ringrazio Arno Kompatscher e io e Arno abbiamo voluto con forza che il Ministro fosse qua oggi, lo dico con certezza. Abbiamo già certezza che comunque è un progetto di ampio respiro, ma non è un progetto da 15, 20, 30 anni o quello che è. Noi lo dobbiamo realizzare con velocità. Il treno delle Dolomiti per noi significa Venezia, Dobbiaco, Venezia, Cortina. Significa essere più competitivi dell'auto. Fateli tutti i conti che volete. Siamo più competitivi della gomma una volta realizzato ed elettrificato. Un'idea condivisa anche da altri soggetti, tanto che spuntano ogni tanto nuove ipotesi, come quella della creazione di una ferrovia turistica tra Bolzano e Cortina lungo la Val Gardena, ma il protocollo d'intesa stipulato deve pur essere una seria piattaforma sulla quale costruire un progetto condiviso e concreto, a cominciare dai percorsi. Diverse soluzioni sono in fase di studio, ma prima di tutto si punta a ricollegare Calalzo di Cadore a Dobbiaco e quindi la Pusteria al cuore del Veneto, rivoluzionando l'esistente secondo standard qualitativi in linea con i tempi. Sembra di essere nostalgici a proporre progetti di questo tipo, ma invece non è vero. Si è moderni, si è avanzati, perché questi progetti hanno la loro sostenibilità, i milioni di passeggeri che circolano sulle linee, diciamo così, tra virgolette, turistiche, sono esattamente la dimostrazione che questi sono progetti anche economicamente sostenibili, non sono sogni di nostalgici. E questo paese ha un grande bisogno di ferro, ha un grande bisogno di una cura del ferro, perché i nostri paesi confinanti ci chiedono questo. Nei miei colloqui con i ministri svizzero, con quello austriaco, con quello tedesco, noi abbiamo sempre insistito molto sul fatto che l'Italia sia veramente europea, perché al 2030 dobbiamo spostare il 30% delle merci su treno quando le merci viaggiano per oltre 300 km, quindi sono degli obiettivi molto sfidanti, ma insomma c'è un investimento massiccio sul ferro. La cura del ferro è una cura che stiamo cercando di portare avanti in tutto il territorio nazionale, iniziando esattamente dai territori in cui le comunicazioni e lo spostamento delle persone sono più difficoltose, e il territorio delle Dolomiti è esattamente questo tipo di scenario. Io credo che adesso con la progettazione sapremo insieme, il Veneto e Bolzano e le province
autonome di Trento e Bolzano, trovare il tracciato migliore. In tutta Europa e nei paesi più moderni questi obiettivi sono stati realizzati. Sono ovviamente obiettivi che devono avere un'ottica di lungo periodo. Non stiamo parlando di un'opera che riusciremo a realizzare in poche settimane, ci vorranno alcuni anni. In Italia la mobilità sostenibile, quella ferroviaria in particolare, è sempre stata molto poco considerata, però in questi anni ci deve essere e ci sarà un'inversione di tendenza. Dobbiamo fare in modo che anche le reti regionali e quelle turistiche diventino di nuovo appetibili per i cittadini e quindi che il treno diventi più conveniente rispetto allo spostamento in macchina. Poi se veniamo alla ferrovia cosiddetta turistica, è estremamente affascinante oggi e anche molto allettante da un punto di vista del brand turistico pensare che un cittadino possa partire dalla propria città e ad arrivare fino all'impianto di risalita con il mezzo pubblico e la ferrovia. Sono qui non solo a garantire che appunto noi ci siamo e ci crediamo moltissimo, a ringraziare i presidenti perché nei colloqui che abbiamo fatto hanno dimostrato di essere moderni, nel senso che anche nelle proposte infrastrutturali delle loro regioni c'è una forte scelta verso il ferro, ma anche appunto a testimoniare il coraggio di questa scelta e a rendere onore al loro coraggio, perché avviarsi su questa strada è davvero, credo, un segno di grande coraggio, di ambizione, ma di quell'ambizione che avevano i nostri padri quando appunto costruivano queste ferrovie e le costruivano dappertutto, e quindi credo che oggi sia una bellissima giornata non solo per l'Alto Adige, non solo per il Veneto, ma anche per l'intero paese, e quindi davvero grazie a loro, noi ci siamo e ci saremo anche nel prossimo futuro. Grazie. L'intesa che abbiamo siglato il Presidente Luca Zaia e io, in presenza anche del Ministro competente Graziano Del Rio, innanzitutto prevede adesso un tavolo di lavoro che studia i possibili tracciati e individua poi anche le caratteristiche tecniche del collegamento, ovviamente stimando anche i costi. Questo è il primo passo importante per poter poi cercare di trovare i finanziamenti. Noi crediamo che ci sia la possibilità di avere un cofinanziamento europeo. Ovviamente bisogna prendere in considerazione gli aspetti ambientali e paesaggistici nello studio di questo progetto, perché parliamo del patrimonio UNESCO Dolomiti che dovrà essere attraversato da questo collegamento ferroviario. È ovvio che qua ci vuole un consenso popolare, anche un cambio di marcia, un cambio culturale, e non farsi ammagliare dai soliti comitati del no. L'ambiente va rispettato, non avrebbe senso fare un treno che devasta una valle, ma avrebbe senso invece fare un prodotto rispettoso dell'ambiente nel momento in cui andiamo a realizzare l'infrastruttura, nel momento in cui andiamo a esercitare il servizio, perché avremo un treno che... Questo è quello che si aspetta l'Europa, il mondo intero da noi. Potremmo essere i primi ancora una volta a dare un grande segnale. Come più volte ricordato dalle autorità, non si vuole certamente riproporre lo storico trenino delle Dolomiti, ferrovia a scartamento ridotto che tra i primi anni 20 ed i primi anni 60 del Novecento già collegava il Cadore alla Pusteria. Un treno ricordato da qualcuno ancora con nostalgia, dopo tanti anni, e il cui momento di massimo splendore resta legato alle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956. La ferrovia Dolomiti è nata durante la Prima Guerra Mondiale per esigenze belliche sia austriache che italiane, e poi alla fine del conflitto il genio militare italiano della Quarta Armata ha ripreso i lavori dal 1919 fino al 21, e il 15 giugno del 1921 è stata inaugurata. Si chiamava Nuova Ferrovia Calalzo Cortina Dobbiaco. Venne nei primi anni gestita dall'autorità militare, ma non in maniera felice naturalmente, e poi nel 1924 venne costituita la Società per la Ferrovia Dolomiti con a capo il direttore Angelo Bocci.
una persona veramente qualificata e ha proposto alle autorità competenti l'elettrificazione. I lavori sono iniziati nel 1928, in un anno sono stati completati e il 1 luglio del 1929 è iniziata la trazione elettrica. La Ferrovia Dolomiti era stata classificata la miglior ferrovia italiana a scartamento ridotto per la puntualità del servizio, per la pulizia, precisione e per tutte queste qualità, ed è stato il periodo migliore anche come esercizio. Infatti nel 1936 mi ricordo che il bilancio era stato chiuso con un attivo di 150.000 lire, perché il traffico viaggiatori, principalmente turistico, era molto aumentato, e in più c'era stato un forte traffico merci dovuto alla costruzione del padiglione Putti sopra il Codivilla. Le 1500 tonnellate di materiale per costruire questo ospedale sono state portate tutte per ferrovia. E oltre a questo ci sono stati i trasporti per la costruzione della linea Littorio, linea fortificata che qui da noi interessava il passo di Cimabanche e il passo Tre Croci, ed era stata voluta dal governo fascista per arrestare eventuali mire espansionistiche di Hitler verso l'Alto Adige. Nel 1949 è arrivato l'annuncio che Cortina avrebbe ospitato le Olimpiadi invernali del 1956, e allora la Ferrovia Dolomiti venne potenziata per far fronte a questo avvenimento sportivo. E infatti durante le due domeniche, fine gennaio, primi di febbraio del 56, il nostro trenino è riuscito a trasportare fino a 7.000 passeggeri al giorno. Dopo le Olimpiadi è iniziato il declino, causa il dilagare della motorizzazione privata. Nel 62 la tratta Dobbiaco-Cortina è stata chiusa e stentatamente si è tirato avanti fino al 64 sulla Cortina-Calalzo, e poi anche la Cortina-Calalzo è stata chiusa, però aveva ancora un certo traffico sia turistico sia pendolare di operai e di studenti, potevano lasciarla in funzione. Ma c'è stata una decisione del nostro Consiglio Comunale di chiedere la soppressione della ferrovia, e allora la società veneta, che era consociata con la Ferrovia Dolomiti, ha avuto buon gioco e non gli interessava più mantenerla in funzione, perché gli introiti erano molto diminuiti, e allora ha avuto la possibilità di chiuderla senza tante storie. Se l'amministrazione comunale di Cortina e di San Vito si fossero opposte a questo provvedimento, la ferrovia sarebbe ancora in funzione. Naturalmente migliorata, sarebbe stato necessario eliminare i passaggi a livello sulla strada delle Magna, cose che si potevano fare, e potrebbe essere ancora attiva. Ricollegandosi ai fasti di tempi lontani, forse un certo impulso al progetto arriverà proprio dall'occasione dei mondiali di sci di Cortina del 2021. I binari devono collegare, superare confini e ostacoli, quelli delle montagne più alte, ma anche quelli culturali,
Devono portare sviluppo e interscambi positivi, quanto mai importanti in questa Europa oggi così inquieta, preoccupata e contraddittoria. Per questo, con l'aiuto dell'Europa e di chi qui si sta impegnando a fondo, ci auguriamo tutti davvero di non perdere questo treno.